Diciamo che in questi ultimi anni il dato più saliente è caratterizzato nell'ambito dei flussi migratori misti dalla presenza davvero significativa, consistente sul piano numerico, di donne nigeriane che hanno un'età media decisamente inferiore rispetto alla media che si registrava fino a 5 anni fa. Per la prima volta riscontriamo un'ingente presenza di ragazzine nigeriane anche minorenni o in un'età prossima al compimento della maggiore età, comunque minorenni, che arrivano in Italia utilizzando le rotte dello smuggling attraverso ovviamente la Libia, con alle spalle esperienze migratorie in termini di traumi, violenze, anticipazione del grave sfruttamento che ci sarà poi in Italia, magari nelle connection house, ma che comunque arrivano qui da noi con una situazione molto importante dal punto di vista del disagio psicologico, con pochissime risorse in termini di autonomia e di capacità di una consapevolezza piena del contesto in cui si trovano, e ovviamente in ragione della vulnerabilità che vivono in una condizione potenziale di grave sfruttamento, quando non ancora di uno sfruttamento che si sta già consumando all'interno del percorso che stanno in qualche modo compiendo o nell'ambito della domanda di protezione internazionale, o qualora siano usciti dai circuiti dell'accoglienza della protezione internazionale perché già diniegate o perché hanno abbandonato il percorso o perché comunque dichiarano di essere alloggiate presso persone terze in una condizione di, come dire, scarso monitoraggio, scarso controllo, scarso aiuto, cioè laddove non insistono percorsi di aiuto, di sostegno, di accompagnamento della persona che possono far emergere in maniera corretta le situazioni di grave sfruttamento, portare ad un'identificazione assolutamente vicina al dato di realtà di quella che era la natura originale del processo migratorio della giovane di cui stiamo parlando, e ovviamente applicare in capo a questa persona i dispositivi che eventualmente la legge accorda per le persone che sono in una condizione di grave sfruttamento potenziale o attuale. Chi sono gli sfruttatori? Gli sfruttatori adesso nei circuiti delle donne nigeriane sono non solo le donne nel ruolo delle madame o delle semi-madame che avevamo conosciuto a partire dalla fine degli anni 90. I circuiti dello sfruttamento nigeriano hanno sempre di più avuto bisogno di frammistarsi con presenze maschili importanti. Questo perché attraverso le rotte del deserto il confronto comunque con una gestione della tratta che è tipicamente connotata in senso maschile e che sta sempre di più acquisendo i tratti della struttura criminale organizzata, richiede ovviamente una negoziazione in cui la presenza maschile è molto importante. Peraltro la stessa costruzione dell'assoggettamento al rito giugiù, eccetera, comincia comunque sempre di più ovviamente a implicare la presenza dell'uomo, e la presenza dell'uomo la troviamo fin dalla fase, diciamo, del reclutamento fino alla fase della gestione eventualmente della persona vittima anche nei nostri contesti, anche se il ruolo preminente rimane comunque simbolicamente e materialmente il ruolo della madama. Paola De Gani, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Centro di Ateneo per i Diritti Umani. Allora, che cosa si può dire oggi di particolarmente caratterizzante il fenomeno del grave sfruttamento per quanto concerne la presenza di donne nel contesto dello sfruttamento sessuale, per cui della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale o comunque della prostituzione forzata? Diciamo che in questi ultimi anni il dato più saliente è caratterizzato nell'ambito dei flussi migratori misti dalla presenza davvero significativa, consistente sul piano numerico, di donne nigeriane che hanno un'età media decisamente inferiore rispetto alla media che si registrava fino a 5 anni fa. Per la prima volta riscontriamo un'ingente presenza di ragazzine
ragazzine nigeriane anche minorenni o in un'età prossima al compimento della maggiore età, comunque minorenni, che arrivano in Italia utilizzando le rotte dello smuggling attraverso ovviamente la Libia, con alle spalle esperienze migratorie in termini di traumi, violenze, anticipazione del grave sfruttamento che ci sarà poi in Italia, magari nelle connection house, ma che comunque arrivano qui da noi con una situazione molto importante dal punto di vista del disagio psicologico, con pochissime risorse in termini di autonomia e di capacità di una consapevolezza piena del contesto in cui si trovano, e ovviamente in ragione della vulnerabilità che vivono in una condizione potenziale di grave sfruttamento, quando non ancora di uno sfruttamento che si sta già consumando all'interno del percorso che stanno in qualche modo compiendo, o nell'ambito della domanda di protezione internazionale, o qualora siano usciti dai circuiti dell'accoglienza della protezione internazionale perché già diniegate o perché hanno abbandonato il percorso o perché comunque dichiarano di essere alloggiate presso persone terze in una condizione di, come dire, scarso monitoraggio, scarso controllo, scarso aiuto, cioè laddove non insistono percorsi di aiuto, di sostegno, di accompagnamento della persona che possono far emergere in maniera corretta le situazioni di grave sfruttamento, portare ad un'identificazione assolutamente vicina al dato di realtà di quella che era la natura originale del processo migratorio della giovane di cui stiamo parlando, e ovviamente applicare in capo a questa persona i dispositivi che eventualmente la legge accorda per le persone che sono in una condizione di grave sfruttamento potenziale o attuale. Chi sono gli sfruttatori? Gli sfruttatori adesso nei circuiti delle donne nigeriane sono non solo le donne nel ruolo delle madame o delle semi-madame che avevamo conosciuto a partire dalla fine degli anni 90. I circuiti dello sfruttamento nigeriano hanno sempre di più avuto bisogno di frammistarsi con presenze maschili importanti. Questo perché attraverso le rotte del deserto il confronto comunque con una gestione della tratta che è tipicamente connotata in senso maschile e che sta sempre di più acquisendo i tratti della struttura criminale organizzata, richiede ovviamente una negoziazione in cui la presenza maschile è molto importante. Peraltro la stessa costruzione dell'assoggettamento al rito giugiù, eccetera, comincia comunque sempre di più ovviamente a implicare la presenza dell'uomo, e la presenza dell'uomo la troviamo fin dalla fase, diciamo, del reclutamento fino alla fase della gestione eventualmente della persona vittima anche nei nostri contesti, anche se il ruolo preminente rimane comunque simbolicamente e materialmente il ruolo della madama. Ci può spiegare cos'è il rito Juju e che cos'è successo il 9 marzo? Il rito Juju è un rito magico religioso con il quale sostanzialmente si viene a sanzionare un patto, il patto che intercorre tra la persona e la famiglia della persona che in qualche modo sta intraprendendo il progetto migratorio, ed è un rito che vincola la persona a dei livelli di obbedienza che poi si traducono nella restituzione di una somma debitoria che è variata nel corso degli anni, e attraverso questo meccanismo della riproduzione del debito si innesca poi la giustificazione delle situazioni di grave sfruttamento che tantissime di queste ragazze vivono. Recentemente si è assistito ad una pronuncia del re dell'Oba, quale ha dichiarato sostanzialmente, come dire, la non affidabilità, ha posto un veto su questi riti magico-religiosi, e questa cosa può in qualche modo produrre, tra virgolette, dei ripensamenti, delle riflessioni, degli interrogativi, comunque anche dei comportamenti di insubordinazione, diciamo, da parte delle ragazze che sono vessate in una condizione di grave sfruttamento verso chi ne gestisce lo sfruttamento, in virtù proprio di questa pronuncia, che potrebbe essere molto importante.
Ovviamente non se ne sanno ancora le potenziali ricadute, essendo un evento che anche mediaticamente risuona solo tra gli addetti ai lavori e ovviamente per adesso è un evento sporadico, un evento estemporaneo, insomma. A quanto ammonta il debito e, Ah, debito, ci sono stati periodi in cui arrivava anche a 80.000 euro, però insomma ritengo che ultimamente sia molto più basso e si possa attestare intorno ai 15-25.000. rispetto alle altre etnie, oltre alle nigeriane, quali sono le donne vittime di tratta? Con modalità completamente diverse, vi sono poi target nazionali che sono monitorati da tempo nei nostri territori, che sono il target rumeno, il target bulgaro, il target cinese nell'indoor, prevalentemente. Probabilmente c'è un ritorno di donne albanesi nelle strade, poi dipende dai singoli territori, perché poi insomma ogni territorio in realtà presenta delle specificità di tipo diverso. In modalità diversa, nel senso Modalità come... diverse dal punto di vista della gestione dello sfruttamento, perché ovviamente chi ne gestisce lo sfruttamento ha anche una modalità di intenderlo diversa, di organizzarlo diverso. Ovviamente parliamo di situazioni che sono anche dal punto di vista della struttura della condotta criminale diversa. Un conto è pensare alle grandi reti dello smuggling, un conto è pensare alle persone che vengono sfruttate nelle attività di prostituzione forzata che provengono dalla Romania, che magari sono gestite da vicini di casa, se non da parenti o comunque insomma come dire, all'interno di una gestione che non sempre ha quella struttura organizzativa dal punto di vista della condotta criminale che invece di necessità troviamo quando pensiamo ai traffici che provengono oggi dalla Libia. L'ultima domanda che le faccio è: aumentato o diminuito il mercato della donna, sulla donna? Io ritengo che sia un mercato in espansione. Per svariate ragioni questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, è veramente impossibile motivare queste ragioni in pochissimo tempo. È una situazione, quella dell'acquisto delle prestazioni sessuali a pagamento, che ha come connotazione centrale la trasversalità del cliente rispetto all'età, all'appartenenza dal punto di vista dello status sociale, alla nazionalità, anche probabilmente alle motivazioni che in qualche modo lo spingono all'avvicinarsi a quelli che sono i mercati della prostituzione, perché poi è talmente diversificata l'offerta che ovviamente potremmo parlare di mercati piuttosto che di mercato e di prostituzioni piuttosto che di prostituzione, sottolineando il fatto che ovviamente il grave sfruttamento sessuale nella forma della prostituzione forzata, della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale e di riduzione in schiavitù per sfruttamento sessuale sono cosa diversa dalla prostituzione autodeterminata e anche dal semplice sfruttamento della prostituzione. Paola De Gani, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Centro di Ateneo per i Diritti Umani. Allora, che cosa si può dire oggi di particolarmente caratterizzante il fenomeno del grave sfruttamento per quanto concerne la presenza di donne nel contesto dello sfruttamento sessuale, per cui della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale o comunque della prostituzione forzata? Diciamo che in questi ultimi anni il dato più saliente è caratterizzato nell'ambito dei flussi migratori misti dalla presenza davvero significativa, consistente sul piano numerico, di donne nigeriane che hanno un'età media decisamente inferiore rispetto alla media che si registrava fino a 5 anni fa. Per la prima volta riscontriamo un'ingente presenza di ragazzine nigeriane anche minorenni o in un'età prossima al compimento della maggiore età, comunque minorenni, che arrivano in Italia utilizzando le rotte dello smuggling attraverso ovviamente la Libia, con alle spalle esperienze migratorie in termini di traumi, violenze, anticipazione del grave sfruttamento che ci sarà poi in Italia magari nelle connection house, ma che comunque arrivano qui da noi con una situazione molto importante dal punto
punto di vista del disagio psicologico, con pochissime risorse in termini di autonomia e di capacità di una consapevolezza piena del contesto in cui si trovano, e ovviamente in ragione della vulnerabilità che vivono in una condizione potenziale di grave sfruttamento, quando non ancora di uno sfruttamento che si sta già consumando all'interno del percorso che stanno in qualche modo compiendo, o nell'ambito della domanda di protezione internazionale, o qualora siano usciti dai circuiti dell'accoglienza della protezione internazionale perché già diniegate, o perché hanno abbandonato il percorso, o perché comunque dichiarano di essere alloggiate presso persone terze in una condizione di, come dire, scarso monitoraggio, scarso controllo, scarso aiuto, cioè laddove non insistono percorsi di aiuto, di sostegno, di accompagnamento della persona che possono far emergere in maniera corretta le situazioni di grave sfruttamento, portare ad un'identificazione assolutamente vicina al dato di realtà di quella che era la natura originale del processo migratorio della giovane di cui stiamo parlando, e ovviamente applicare in capo a questa persona i dispositivi che eventualmente la legge accorda per le persone che sono in una condizione di grave sfruttamento potenziale o attuale. Chi sono gli sfruttatori? Gli sfruttatori adesso nei circuiti delle donne nigeriane sono non solo le donne nel ruolo delle madame o delle semi-madame che avevamo conosciuto a partire dalla fine degli anni 90. I circuiti dello sfruttamento nigeriano hanno sempre di più avuto bisogno di frammistarsi con presenze maschili importanti. Questo perché attraverso le rotte del deserto il confronto comunque con una gestione della tratta che è tipicamente connotata in senso maschile e che sta sempre di più acquisendo i tratti della struttura criminale organizzata, richiede ovviamente una negoziazione in cui la presenza maschile è molto importante. Peraltro la stessa costruzione dell'assoggettamento al rito giugiù, eccetera, comincia comunque sempre di più ovviamente a implicare la presenza dell'uomo, e la presenza dell'uomo la troviamo fin dalla fase, diciamo, del reclutamento fino alla fase della gestione eventualmente della persona vittima anche nei nostri contesti, anche se il ruolo preminente rimane comunque simbolicamente e materialmente il ruolo della madama. Ci può spiegare cos'è il rito Giugiù e che cos'è successo il 9 marzo? Il rito Giugiù è un rito magico religioso con il quale sostanzialmente si viene a sanzionare un patto, il patto che intercorre tra la persona e la famiglia della persona che in qualche modo sta intraprendendo il progetto migratorio, ed è un rito che vincola la persona a dei livelli di obbedienza che poi si traducono nella restituzione di una somma debitoria che è variata nel corso degli anni, e attraverso questo meccanismo della riproduzione del debito si innesca poi la giustificazione delle situazioni di grave sfruttamento che tantissime di queste ragazze vivono. Recentemente si è assistito ad una pronuncia del re dell'Oba, quale ha dichiarato sostanzialmente, come dire, la non affidabilità, ha posto un veto su questi riti magico-religiosi, e questa cosa può in qualche modo produrre, tra virgolette, dei ripensamenti, delle riflessioni, degli interrogativi, comunque anche dei comportamenti di insubordinazione, diciamo, da parte delle ragazze che sono vessate in una condizione di grave sfruttamento verso chi ne gestisce lo sfruttamento, in virtù proprio di questa pronuncia, che potrebbe essere molto importante. Ovviamente non se ne sanno ancora le potenziali ricadute, essendo un evento che anche mediaticamente risuona solo tra gli addetti ai lavori, e ovviamente per adesso è un evento sporadico, un evento estemporaneo, insomma. A quanto ammonta il debito Il debito, ci sono stati periodi in cui arrivava anche a 80.000 euro, però insomma ritengo che ultimamente sia molto più basso e si possa attestare intorno ai 15-25 mila. rispetto alle altre etnie, oltre alle nigeriane, quali sono le donne
vittime di tratta. Con modalità completamente diverse, vi sono poi target nazionali che sono monitorati da tempo nei nostri territori, che sono il target rumeno, il target bulgaro, il target cinese nell'indoor, prevalentemente. Probabilmente c'è un ritorno di donne albanesi nelle strade, poi dipende dai singoli territori, perché poi insomma ogni territorio in realtà presenta delle specificità di tipo diverso. In modalità diversa, nel senso Modalità come... diverse dal punto di vista della gestione dello sfruttamento, perché ovviamente chi ne gestisce lo sfruttamento ha anche una modalità di intenderlo diversa, di organizzarlo diverso. Ovviamente parliamo di situazioni che sono anche dal punto di vista della struttura della condotta criminale diversa. Un conto è pensare alle grandi reti dello smuggling, un conto è pensare alle persone che vengono sfruttate nelle attività di prostituzione forzata che provengono dalla Romania, che magari sono gestite da vicini di casa, se non da parenti, o comunque insomma come dire, all'interno di una gestione che non sempre ha quella struttura organizzativa dal punto di vista della condotta criminale che invece di necessità troviamo quando pensiamo ai traffici che provengono oggi dalla Libia. L'ultima domanda che le faccio è: aumentato o diminuito il mercato della donna, sulla donna? Io ritengo che sia un mercato in espansione. Per svariate ragioni questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, è veramente impossibile motivare queste ragioni in pochissimo tempo. È una situazione, quella dell'acquisto delle prestazioni sessuali a pagamento, che ha come connotazione centrale la trasversalità del cliente rispetto all'età, all'appartenenza dal punto di vista dello stato sociale, alla nazionalità, anche probabilmente alle motivazioni che in qualche modo lo spingono all'avvicinarsi a quelli che sono i mercati della prostituzione, perché poi è talmente diversificata l'offerta che ovviamente potremmo parlare di mercati piuttosto che di mercato e di prostituzioni piuttosto che di prostituzione, sottolineando il fatto che ovviamente il grave sfruttamento sessuale nella forma della prostituzione forzata, della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale e di riduzione in schiavitù per sfruttamento sessuale sono cosa diversa dalla prostituzione autodeterminata e anche dal semplice sfruttamento della prostituzione.